È in arrivo l'ingorgo fiscale di inizio estate. Tra giugno e luglio cittadini e imprese sono chiamati ad onorare ben 29 scadenze fiscali e con la temperatura sale anche lo stress da pagamento. Le prime scadenze sono IRPEF, IRES, la prima rata dell'IMU, della Tasi e per qualcuno la tassa sull'asporto rifiuto Tari. Ma in 3.400 hanno già trovato una strada alternativa da percorrere, quella indicata dal navigatore veneto di plebiscito.eu, la strada dell'obiezione fiscale, già percorsa dal noto imprenditore di Vigonovo che da 5 anni non versa una tassa. Ora 3.407 imprenditori sembra lo seguiranno. Per una quota IVA presunta di circa 5 milioni di euro con una proiezione annuale di oltre 60 milioni di euro di IVA che non sarà versata allo Stato italiano. Ma stando all'intelligence di plebiscito.eu si devono aggiungere altre 93.000 aziende che praticano già spontaneamente l'obiezione fiscale per un totale complessivo di 144 milioni di IVA non versata. Io capisco che possano avere questo tipo di atteggiamenti perché la pressione fiscale è drammatica, siamo a livelli di 67-68%. Il presidente della Camera di Commercio comprende il disagio e la rabbia, del resto fu lui la guida della protesta che nel 1996 consegnò 3.000 simboliche chiavi al governo, ma oggi chiede di avere ancora pazienza. Dobbiamo, credo, avere un po' di pazienza sperando che questa spending review di cui il Presidente del Consiglio parla ormai da molti mesi possa sinceramente prendere a essere operativa. Per chi non ha voglia di aspettare c'è plebiscito.eu. A suo rischio e pericolo. All'incirca dopo un anno arriva un avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate e poi dopo un altro anno, se ancora non si paga, arriva effettivamente la cartella di Equitalia, ma il tutto attraverso una possibilità di rateizzazione che fa sì che il processo vada a concludersi in diversi anni.